Settima e conclusiva dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Sono in 14 dietro le ali dell'Autostart dopo il forfait della mattina di Capuzzi. 1 Caio Largo Pax, 2 Carlina De Gleris, 4 Cruciale Min, 5 Cooper GV, 6 Carat of West, in seconda fila 7 Cantiga di Ruggi, 8 Kashmir Sea, 9 Arcoveggio, 10 Classica Matto, 11 Creed Matley, 12 Chanel DVS. In terza fila 13 Citro Sodina Oil, 14 Crive, 15 Coda di Lupo. Problemi per Cantiga di Ruggi che parte molto distante. Sbaglia Cooper GV e allora va davanti Carlina De Gleris con subito a destra Classica Numero Matto 5 che prova Cooper ad andare GV a chiedere squalificato. strada. Carlina De Gleris in vantaggio, Classica Matto all'esterno, lungo i birilli si sistema Cruciale Min, poi Caio Largo Pax, quindi ancora Citro Sodina Oil, insiste Classica Matto e passa dopo 200 metri in 15,2 a condurre nei confronti di Carlina De Gleris. Lungo i birilli Cruciale Min in terza posizione, precede sempre Caio Largo Pax, poi Citro Sodina Oil, mentre la leader riprende in mano 34 per il lancio iniziale. Si muove all'esterno Creed Matley che trova per ora un po' di opposizione da parte di Carat of West che è allo scoperto. Insiste Creed Matley in mezzo alla pista, intanto i 600 della testa se ne vanno in 47,3. Davanti alle tribune, Classica Matto in vantaggio, Carlina De Gleris seconda alla corda, poi Cruciale Min che sposta all'esterno in anticipo sull'11 di Creed Matley che sbaglia. Quindi Caio Largo Pax Numero ancora 11 Creed l'8 Matley di Kashmir Sea che va a squalificato. fare la seconda pariglia alle spalle di Cruciale Min. Leader Classica Matto per ora continua però a ritmo blando, si porta al chilometro in 1,19. Classica Matto in vantaggio, Carlina Gleris seconda alla corda, Caio Largo Pax in terza posizione. Cruciale Min all'esterno prova a dare la punta di velocità sulla dritta opposta alle tribune. Classica Matto in testa, Cruciale all'esterno, Carlina lungo la corda, la dritta di là passata in 15,1 con Classica Matto che sembra controllare le offensive da parte di Cruciale Min all'esterno, Carlina De Gleris lungo i birilli, poi Caio Largo Pax e Carat of West, 200 dalla conclusione, 14,8 l'ultima curva con in vantaggio Classica Matto nei confronti di Carlina De Gleris e di Cruciale Min. Classica Matto nel finale allunga e vince facile su Cruciale Min che è secondo, al terzo Carlina De Gleris. 29,5 la chiusa, 1,17 il ragguaglio cronometrico per il successo di Classica Matto in percorso di testa dalla seconda fila. Nessun problema per Francesco Facci che trova il raddoppio immediato dopo il successo di Zermatt Chi e chiude così il pomeriggio dall'Arcoveggio. Il training di Martin Levakovic e i colori della signora Marina Rago. Significa che il raddoppio è totale per il team di Zermatt Chi e Classica Matto che vincono sesta e settima dall'Arcoveggio di Bologna.